Amici di Generazione Non Stop, benvenuti! Siamo qui a Progetti per l'estate e in questa situazione molto particolare in cui noi andiamo a trovare gli amici del mondo dello spettacolo direttamente a casa. Ciao Alexander, Stefano Di Bella, ciao carissimo, come va? Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti, grazie Omar dell'invito, che soprattutto in questo momento di quarantena è una sorpresa perché siamo un po' tutti fermi, no? Quindi sicuramente grazie di avermi invitato appunto per questa diretta. Alexander, vocalist catanese, quindi conosciuto nel mondo della notte, quindi lui che si trova a suo agio dalla mezzanotte in poi. Beh, è una sorta è un modo per non invecchiare mai. Chi mi conosce, alla fine è un modo per restare sempre vivi e avere sempre qualcosa da fare, cercando di impiegare anche quei momenti appunto il notturno, no? Per divertirsi un po', per cambiare vita, per cambiare aria. La notte. Pensi che sia la più bella la movida notturna a livello siciliano? Catanese, la movida catanese? Beh, a livello italiano sicuramente sì, ci sono tantissimi posti belli in Italia, ma la movida catanese è una delle movide dove c'è più vita, inutile negarlo perché c'è anche l'università. Pensi che sia la migliore piazza che comunque vada molto forte? Non mi fa dire che è la migliore perché sono di parte, rischio il linciaggio dagli altri colleghi in arte, però è una delle più belle, sicuramente va vissuta, soprattutto vedo il progetto estate Generazione Non Stop, no? Quindi va sicuramente vissuta, non so quest'estate, ma l'obiettivo è quello comunque. L'abbiamo chiamata così perché purtroppo siamo a casa, quindi c'erano questi progetti per l'estate che poi alla fine non ci sono, non sono arrivati, o comunque magari cosa ne pensi tu? Arriveranno questi progetti per l'estate, si sposteranno da luglio-agosto magari a settembre-ottobre, novembre, o non ci saranno completamente i momenti e se ne parlerà col nuovo anno? Ma guarda, io sono sempre un malato di ottimismo. In realtà penso che dovremmo trovare il metodo per sviluppare tutto l'anno una sorta di movida, no? Per divertirci tutto l'anno. Quindi l'occasione è questa della quarantena. Se ad agosto, luglio-agosto siamo ancora a casa o ci sono dei problemi per cui non ci si potrà riunire in una discoteca piuttosto che in un cinema, in un teatro, forse dovremmo incominciare a studiare i meccanismi, che possono essere anche online, o i modi di incontrare, di sentire la gente, e cominciare a sviluppare una sorta di divertimento che va fuori dagli schemi e che inizia dai telefonini verso i computer e poi arrivare sulle piazze. Quindi mi auguro che ci si possa divertire in tanti modi diversi, inventarci e reinventarci. Mm-hmm. Sicuramente proporrò al sindaco di Catania la possibilità di poter proporre una mega festa il giorno in cui si potrà uscire liberamente, magari senza mascherine, sulle strade più importanti di Catania, e fare comunque come se c'è una rinascita, come se si potrà fare una nuova rinascita. Quindi ci vorrà un po' di tempo, ma sicuramente sarà bello ricominciare e dovremmo farlo. Non ci saranno pessimisti che tengano a rovinarci la nostra vita, dobbiamo assolutamente proiettarci nel futuro, andare, uscire, camminare, stando attenti naturalmente a tutto. Ma tu aspetta che levo qua l'audio, hai fatto un passaggio che ha continuato a farlo, però dico, un imprenditore come fa poi ad avvicinarsi al mondo della notte? Dice ok, da ora in poi ho deciso che vado a fare lo speaker, il vocalist in discoteca. Cioè, come è scaturita questa cosa? L'avevi fatto già in precedenza? Cosa è successo? Partiamo dal presupposto che comunque era un mestiere che avevo già svolto da diversi anni fa, no? Faceva molto radiofonico, ero lì sempre pronto a far sentire un po' la mia voce attraverso i microfoni. Ma detto questo, sì, un imprenditore può anche dilettarsi in altri contesti, appunto, che il mondo della notte, anche perché secondo me gli imprenditori devono avere comunque una mente più aperta, non possono semplicemente pensare a come fare soldi, devono anche pensare a quello che piace alla gente, a quello che la gente vuole sentirsi dire, a quello che la gente piace, no? Quindi sì, un'apertura verso il mondo della notte è un'apertura che ho scelto qualche anno fa, e non ti nascondo che con piacere, perché vedi un panorama diverso, vedi altra gente, altro dinamismo, e questo anche nel mondo professionale ha il suo ritorno.
Ma le persone a Catania che frequentano, i ragazzi, quindi che frequentano la notte, sono un po' di tutte le età, va un po' a locali, sono tutti insieme, giovani e più grandi, come funziona? Magari per chi, io spesso fortunatamente ho frequentato Catania, ma lo voglio sentire da te, nel senso per gli altri della Sicilia che ci sentono, come funziona? Com'è la movida catanese? Va un po' a locali? Del mio mestiere, no? Tu entri nel vivo del mio mestiere, diciamo che un vocalist deve comunque riuscire ad adattarsi in base al contesto alla gente che va nei locali in cui sei invitato. Allora, sicuramente comunque Catania è una città variopinta, abbiamo gli studenti, abbiamo le persone over 40, over 50 e così via, quindi ci sono sicuramente vari contesti dove per via della mia età comunque ho a che fare con l'uno e con gli altri. E lì è la capacità appunto di un vocalist nel poter adattare le proprie argomentazioni. Quando sei con un microfono in mano, sicuramente non puoi parlare di social o magari di chissà quale argomentazione un po' più nuova con un over 60 rispetto invece dei ragazzi che magari sono di 20 anni, che magari cerchi un po' di essere un po' più dinamico, quindi dipende dalla circostanza. Sicuramente Catania offre un l'altro. L'emozione che si prova appunto quando si è col microfono in mano in quel momento e hai tutta la gente che ti balla, il popolo della notte chiamato che sta ballando davanti a te. Diciamo che è una sorta di liberazione, no? È un modo per scatenarsi, per dimenticare tutto quello che passi durante una giornata. Allora, quando c'hai quel microfono in mano hai voglia di urlare, di farti sentire e di gridare un po' in assoluta libertà. Quello è un po' il bello che vive un vocalist. Molti mi chiedono, ma che fa? Non ti emozioni, non hai paura, non ti fa prendere l'imbarazzo? No, anzi, il problema è che i DJ mi linciano se parlo sempre io, perché non riesco chiaramente a inserire i brani giusti. Cioè no, assolutamente comunque divertente, è un qualcosa che è una forma di liberazione, è uno sfogo, ma un po' come tutti i mestieri. Ci sono quei momenti in cui ogni mestiere ha quella cosa che ti piace fare perché lo fai per devozione. È la stessa cosa anche quando fai il vocalist lo fai per devozione, lo fai perché ti piace. Noi ci siamo conosciuti di notte, quindi durante alcune così nottate brave, e poi insomma ho anche lavorato per te, con te e insomma e poi, nonostante poi il rapporto lavorativo fosse finito, siamo rimasti comunque in contatto e abbiamo continuato a frequentarci, siamo visti sempre di notte, mi raccomando, cioè è sempre successo la sera, non ti ho mai visto di giorno, cioè quindi e quindi è una bella amicizia e continua nonostante siano passati gli anni, nonostante tu abbia ora la barba un po' imbiancata, il capello pure, però vedo con piacere che il ciuffo, insomma... Quarantena, anzi mi scuso con gli amici che ci seguono, un po' la quarantena. No, il barbiere non è potuto venire a casa. No, una cosa che ne approfitto, visto la diretta, il fatto di dover consigliare alla gente comunque di bere con moderazione, divertirsi con moderazione, cioè ci sono comunque sempre dei limiti, e in questo momento ci viene detto di essere a casa, restiamo a casa, ecco, perché ci sarà il momento in cui recupereremo questo, quello e quell'altro, quindi non vediamo l'ora, ecco. Questa anticipazione è un modo per dire stiamo arrivando, ecco. Per ora non soltanto il clima ne ha trovato beneficio, lo smog, ma anche i fegati di tante persone, no? Diciamo che si sono un attimo, quindi è bene che non si scatenino una volta usciti fuori da casa, e quindi ci sia una cosa graduale in tutto, quindi andiamoci piano. Beh, siamo sempre sicuramente divertiamoci, ecco, con equilibrio, con rispetto delle persone che ci stanno intorno, con rispetto anche di quello che facciamo, ecco. La cosa più che odia un DJ quando tu parli mentre loro in quell'istante che stanno mixando, è proprio quello che odiano. Ci sono diverse cose che magari capita che guardano male. I DJ odiano i vocalist, mettiamola così. Com'è? I DJ odiano i vocalist. No, vabbè, scherzi a parte. Sicuramente bisogna trovare un sincrono perfetto fra il DJ e il vocalist, perché alcune volte si può disturbare, ecco, nel momento in cui c'è il passaggio del pezzo e quant'altro. Quindi la capacità di un vocalist, e questo si acquisisce nell'esperienza o anche nel lavorare comunque sempre più o meno con gli stessi DJ, quindi comunque cerchi di capire anche i loro brani, come innescano, come mettono i vari passaggi, i tempi. Sicuramente è questo. Però ti ripeto, anche lì, come tutte le arti dei mestieri, poi col tempo si impara. Quindi facevi anche radio e
ed è un'emozione diversa fare radio da quello che è la discoteca. Beh, diciamo che tu sei uno di questi, quindi alla fine magari non fai un po' questi, ma sei sempre in diretta, sei sempre con le radio. Il parere degli altri, quindi. Sì, anche lì è una bella emozione, perché comunque quello di poter parlare alla radio comunque è un po' anche lì un senso di libertà, no? Poter dire quello che si pensa, perché dall'altra parte c'è gente che ti ascolta, no? Che cerca di capire quelli che sono i tuoi ragionamenti, che possono essere bizzarri, che possono essere argomenti seri, ecco. Però è comunque bello perché hai la possibilità di esprimerti. Sia in radio che in discoteca. Cioè comunque si ha un ruolo importante perché i giovani sentono un po' i messaggi che diamo, quindi c'è una certa anche responsabilità nel comunicare magari certe cose più di altre per non dare un brutto esempio o non far seguire strade che non andrebbero seguite, quindi abbiamo anche una certa responsabilità verso i giovani. Assolutamente, ma guarda che la comunicazione sta alla base un po' della vita di ogni giorno, che va dalle discoteche ai grandi incontri, ai grandi meeting, quindi comunque la comunicazione è fondamentale, ma non si diventa vocalist perché oggi ti svegli la mattina, prendi un microfono in mano e inizi a urlare. Alcuni pensano che il vocalist è lo scemo che sta lì a dire alzate sulle mani, non è solamente quello. Un vocalist deve essere comunque un trascinatore, deve essere un leader, deve aver studiato comunque, deve avere delle preparazioni in quanto appunto comunicative, cioè riuscire a capire quali sono i momenti, le espressioni giuste, come puoi incitare la gente, quindi è un leader a tutti gli effetti. Ripeto, non è sempre quello che sta lì, alzate le mani in cielo, tanto per urlare, tanto per fare il baldoria, quello è il cretino di turno, ma non è un vocalist. Un vocalist deve essere una persona che è un trascinatore. Allora lì, in quel contesto fai divertire la gente, in altri contesti puoi andare a esporre un problema, in altri puoi anche insegnare, quindi comunque devi avere delle basi comunicative. Allora, noi l'abbiamo chiamato progetti per l'estate, appunto perché in questo momento di quarantena mi entro a casa di tantissimi artisti e quindi voglio anche parlare di questa cosa, che in teoria c'erano questi progetti per l'estate e ora come la vedi, appunto, tu come progetti tuoi, dico, nel senso avevi qualcosa già in progetto, volevi fare qualcosa, cioè come vedi questa estate, se viene posticipata, dimmi come la vedi. Allora, devo dirti che al momento, un po' come tutti gli artisti, come tutti i vari imprenditori legati appunto delle serate, legati appunto alle discoteche, non hanno al momento organizzato un granché, perché è chiaro che non sappiamo quando ci si potrà riunire dentro un contesto appunto di una discoteca, piuttosto che un teatro, piuttosto che un cinema, che sono poi i contesti più semplici, ma che comunque raggruppano persone, perché non c'è il distanziamento sociale, quindi non si può al momento, quindi di fatto non ci sono dei progetti in corso, però c'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di organizzare appunto, e tante idee si stanno già baleando in testa, cioè, come dicevo, appunto questi grandi incontri, grandi meeting, trasformare delle strade in mega discoteche, cioè ci sono delle idee con degli ospiti e quant'altro, per cui c'è voglia di rivalsa, no? In qualche modo si vuole tornare ci si vuole divertire, ripeto, lo si farà nei modi e nei tempi. Spero presto, ecco. Chiamiamolo progetto estate, di buon auspicio, ecco. Però... Sì, infatti, si spera che comunque anche più avanti, ma questa voglia dell'estate che abbiamo dentro, più che altro, non nel clima... Diciamo che mi auguro che questo tempo sia sfruttato al meglio per chi vuole imparare a suonare uno strumento, per chi vuole leggere un libro, magari chi vuole imparare appunto l'arte della persuasione, della comunicazione. Ripeto, uno di questi studi per esempio è l'arte ipnotica, uno dei miei studi è fatti apposta e legati appunto al mondo dello spettacolo. Quindi queste preparazioni servono appunto a gestire meglio quello che saranno i percorsi futuri, ecco, quindi mi auguro che in tutti i contesti, non solo quelli appunto di divertimento, la gente possa approfittare, sfruttare meglio questo tempo per migliorare la propria cultura, migliorare la loro vita professionale, e poi quando arriva il momento abbiamo un'Italia migliore in tutti i contesti, soprattutto in quelli appunto nel campo ludico, ecco. Ottimo. Allora ti ringrazio per aver accettato questo collegamento
con me a Generazione Non Stop. Mi ha fatto piacere questa chiacchierata e aver parlato un pochino del mondo della notte, e allora noi niente, speriamo di rivederci presto, speriamo di vederci in qualche evento. Presto ad Agrigento e magari, chissà, magari fare qualche serata nei locali appunto dell'Agrigentino, che è un posto che amo. Quindi... Ti aspetto già da tanto tempo, quindi mi raccomando, vediamoci. Grazie ancora dell'invito e in bocca al lupo. Grazie Alexander.